Oggi Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza a Venezia, venerdì sarà la volta di quello di Padova. Rimane alto il livello di guardia anche sul fronte del terrorismo. Nel capoluogo veneziano è stato annunciato il ripristino delle pattuglie miste dell'esercito con polizia e carabinieri, tagliate dal governo il 31 dicembre, che torneranno anche in forme nuove. A Padova il sindaco Massimo Bitonci, dopo gli attacchi personali ricevuti via Facebook, ha annunciato che rifiuterà un'eventuale scorta che il questore potrebbe assegnargli. Tutto quello che andremo a definire in termini di prevenzione antiterroristica si integra con l'attività di controllo del territorio. Rinnovato dal prefetto di Venezia l'invito alla comunità musulmana a segnalare qualunque sospetto di intreccio con il terrorismo. Chiediamo anche alle comunità islamiche, ma insomma a tutti quanti, di poter essere più attenti, vigili e quindi segnalare. Intanto a Padova la comunità ebraica, formata da oltre 200 persone, si è riunita per celebrare la posa delle cosiddette pietre d'inciampo in via Roma e in via Petrarca, davanti ai portoni di alcune case. Si tratta di piastre di ottone create da un artista tedesco per ricordare gli ebrei che furono strappati dalle loro abitazioni e deportati nei campi nazisti, un modo per incompattare la comunità dopo l'attentato di Parigi. Dimostriamo che non ci facciamo fermare assolutamente da niente e da nessuno, perché chi vuole la distruzione, chi vuole la morte, è lui che non ha futuro. Noi siamo per la vita. Oggi nella sinagoga di Padova, presidiata all'esterno dalle forze dell'ordine, è ricordato anche il gesto di una cameriera che nascose nella propria abitazione per mesi i propri datori di lavoro ebrei. Da Padova furono deportate 47 persone, anche bambini, molti non tornarono più. Sì, io li ho portati nel cuore per tutta la vita. Io abitavo qui, sono nata in questa casa, da qui sono partiti loro nel dicembre del 1943. In un tentativo di un'estrema disperata fuga furono fermati al confine della Svizzera e mai più fecero ritorno.